periferia, via libera del governo ai fondi destinati ai comuni, soddisfatto il sindaco di Treviso Mario Conte, che poi però sottolinea: non ci siamo mai fermati nel portare avanti i progetti in cantiere. Fondo per i risparmiatori truffati dalle banche, risarcimento del 30% solo per chi ha avanzato la richiesta alla Consob, anche chi aveva già transato potrà ottenere il rimborso. È stato arrestato il presunto responsabile del colpo a maggio a casa di Fausto Pinarello. Si tratta di un moldavo di 33 anni, aveva rubato 2 biciclette da corsa e diverso materiale del valore di 23.000 euro. Dopo 3 giorni senza gas è iniziata a Macerata la riapertura dei contatori, al vaglio l'ipotesi che le infiltrazioni d'acqua nelle condotte siano partite dalla casa di riposo. Insulti razzisti all'arbitro di colore, 6 mesi di squalifica per il dirigente di una squadra trevigiana, potrà tornare in campo solo a maggio 2019. Ai giorni contati l'ambulatorio di vulnologia di Padernello sarà spostato a Borgo Cavalli a Treviso, i pazienti protestano, l'ULSS replica, servizio più articolato e a disposizione di tutti. Domenica si chiuderanno le fiere di San Luca, una tradizione trevigiana raccontata in un libro, intanto rimane sempre vivo il dibattito sul futuro dell'area. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Quindi lo avete sentito ora dai titoli, le novità da Roma sui fondi per le periferie in apertura del nostro telegiornale. Sono 14 milioni di euro che sono confermati dal governo per Treviso, serviranno per l'illuminazione pubblica, il rifacimento di Piazza d'Armi e la pista ciclabile di Fiera Selvana. Oggi la conferma che i soldi arriveranno. Sentiamo. Tornano ai comuni il 1.600 milioni dei bandi periferie. L'annuncio oggi pomeriggio da parte del presidente dell'Associazione Comuni Italiani Antonio De Caro, che ha riaperto un dialogo con il governo che in prima istanza aveva tagliato il fondo con il decreto milleproroghe. Punto di svolta alla conferenza unificata, dove l'ANCI ha convinto l'esecutivo a tornare indietro, rimettendo a disposizione le risorse che saranno distribuite in 2 anni, compresive anche delle spese sostenute. Ripartono dunque i progetti avviati dai comuni, alcuni dei quali in realtà non avevano mai sospeso l'iter. Tra questi Treviso, che continua il percorso per dare esecutività ai cantieri del valore complessivo di 14 milioni di euro. Il governo ha mantenuto la promessa che aveva fatto in occasione dell'appuntamento di Roma, che il Premier Conte si era personalmente impegnato nel garantire appunto il finanziamento delle opere legate al bando periferie. A dire il vero Treviso non si è nemmeno mai fermata, noi abbiamo sempre presentato i progetti entro i termini che ci erano stati richiesti il 15 settembre, quindi Treviso è sempre stata regolare nelle scadenze, adesso si proseguirà. Ci sarà un piano che prevederà la sostituzione di tutta l'illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale, ci sarà la riqualificazione del quartiere di Santa Maria del Rovere della piazza Martiri Belfiore, ci sarà la riqualificazione del centro sportivo delle Acquette, ci sarà la realizzazione di una pista ciclabile. Insomma, con lo sblocco confermato dopo gli incontri romani, Treviso si prepara a cambiare volto nei quartieri e contemporaneamente a creare, secondo le stime della CGIL, 500 nuovi posti di lavoro. Sindaco che guarda già avanti e sempre in tema di nuovi cantieri, annuncia un nuovo passo avanti per il Terraglio Est con la convocazione di un tavolo tecnico con Caser, Preganziolo e Silea. Sarà importante riunirsi anche con i sindaci dei comuni limitrofi per poi dialogare insieme alla Regione e a Veneto Strade e capire qual è la reale disponibilità. Non solo economica, ma soprattutto di impatto sui residenti lungo i 2 chilometri che mancano per collegare la strada che ora arriva al passante con la tangenziale di Treviso. Quando ci sarà la nuova cittadella sanitaria sarà ancora più necessaria, ritengo però che il progetto debba essere valutato attentamente da un punto di vista tecnico, perché l'impatto per il quartiere Sant'Antonino deve essere mitigato il più possibile. Ed ora torniamo sulla notizia che conferma il rimborso al 30% per i risparmiatori delle banche venete. Questo subordinato ad una serie di procedure che vengono spiegate nel prossimo servizio, con la precisazione che al rimborso sono ammessi anche gli azionisti che a suo tempo hanno firmato per la transazione. 500 milioni di euro per 3 anni, ovvero 1,5 miliardi dal 2019 fino al 2021.
Sono questi i numeri confermati ieri dal sottosegretario all'economia Massimo Bitonci alle associazioni di risparmiatori delle ex banche venete liquidate in Banca Intesa. Questo a smentire ogni notizia su un presunto stop nell'iter che vede l'utilizzo di somme ferme da oltre 10 anni imposte nelle banche e per questo incamerati dallo Stato. Un sospetto nato dall'assenza di ogni riferimento al caso banche all'interno del corposo documento di economia e finanza approvato in Parlamento e che ora attende il via libera dal Presidente della Repubblica. Assenza giustificata in quanto proprio perché i risarcimenti non attingono a fondi a debito non compaiono nella corposa legge tuttora in discussione. Tornando al fondo risparmiatori, importanti le precisazioni su chi avrà diritto al rimborso e da quando arriveranno i soldi. La procedura è una procedura molto semplice, si trovano le indicazioni sul sito della Consob, si tratta di compilare un'istanza in cui vanno indicati proprio dei dati basilari, rivolgersi poi alla filiale bancaria e farsi dare la certificazione delle coordinate bancarie ed inviare poi appunto anche la propria carta d'identità all'indirizzo appunto email della Consob. È un atto di giustizia e trovo interessante che si partirà soprattutto con le famiglie che sono in difficoltà per arrivare poi progressivamente a risarcire tutti. Non a caso le ultime novità sono state seguite attentamente nella città dove è nata Veneto Banca. Oggi in città si respirava un clima di speranza perché passata una fase in cui sembrava che i risarcimenti dovessero essere assolutamente minimi e riservati a casi umani particolari, adesso sembra emergere invece un'azione da parte del governo intesa a risarcire i soci risparmiatori. Sottolineo soci risparmiatori perché non dovremmo dimenticare che esistono due categorie: coloro che hanno acquisito azioni della loro cooperativa Veneto Banca nella convinzione di fare azioni di risparmio e coloro che invece le azioni le avevano acquisite con una finalità diversa, quella di fare azione di investimento, ed è sui risparmiatori che deve concentrarsi l'attenzione. Un ristoro fissato al 30% ma che varrà anche per chi a suo tempo ha firmato per la transazione. Nel senso che, stando a quanto anticipato dall'esecutivo, la finanziaria consentirà anche a coloro che hanno fatto la transazione di fare la domanda di ristoro. Se la percentuale, come pare appunto assolutamente probabile, rimarrà quella del 30%, chi ha già ottenuto il 15% transando potrà ottenere un ulteriore 15%, in maniera tale che poi alla fine vada a prendere un 30%. Approvata dal Consiglio dei Ministri la legge sul bilancio per il 2019, tante le novità dalla pace fiscale alle pensioni al reddito di cittadinanza, e proprio questo tema interessa molto i cittadini, al punto che sono in tanti già cittadini trevigiani che sono andati a chiedere informazioni al sindacato, come ha spiegato Luisa Dal Brollo della segreteria Lega SPI CGIL di Treviso nel corso oggi di ore 13. Sentiamola. Anche qui da noi e non più tardi dell'altro ieri, in certi nostri recapiti si sono presentate delle persone a chiedere i moduli per fare le domande sia del reddito che della pensione di cittadinanza. Quindi noi ancora sappiamo tanto quanto lo sa il pubblico, perché non c'è nulla di ancora scritto, soprattutto della modalità, perché dovrà tutto quanto uscire, per cui se vogliono, per carità, informazioni le possiamo dare, ma non sono sicuramente quelle che potrebbero esaudire, essere esaurienti soprattutto. Che lettura date a questa cosa? Forse che non lo so, ma il polso della situazione sicuramente ce l'abbiamo, e che fosse così serio, forse, non lo so, mi preoccupa molto. Siamo alla cronaca, continuano massicci i controlli antidroga in città dopo il grave episodio della 17enne trovata priva di sensi per assunzione di eroina in Lungosile Mattei. Nel primo pomeriggio di ieri la polizia, nel corso di una perlustrazione mirata nella zona di via Lancieri da Novara, ha scorto un gruppo di cittadini extracomunitari già noti alle forze dell'ordine che stazionavano in una zona in cui transita la maggior parte degli studenti per raggiungere le varie fermate dei bus. Uno di loro è stato visto consegnare ad un connazionale un involucro che poi si è verificato contenere marijuana. Il 25enne nigeriano è stato quindi arrestato.
Solo pochi giorni fa il blitz dei ladri nel negozio di via Casa di Ricovero a Treviso, ora per i Pinarello arriva sul fronte dei furti una buona notizia. È stato arrestato il presunto responsabile del colpo a maggio a casa di Fausto Pinarello. Sentiamo. Per gli investigatori della squadra mobile sarebbe stato lui, Roman Palamariuc, un moldavo di 33 anni, a svaligiare la notte del 18 maggio scorso il garage di Fausto Pinarello a Treviso, portandogli via 2 biciclette da corsa, un set di gomme e un set di chiavi del valore di 23.000 euro. Rientrato nel territorio trevigiano e intercettato dalla polizia e finito in manette, si trova ora in cella a Santabona. Il 33enne non sceglieva i suoi obiettivi a caso e le biciclette che rubava le rivendeva all'estero. Può essere definito una sorta di pendolare del crimine. La sua tecnica era quella di arrivare sul territorio nazionale, individuare dei ciclisti che fossero possessori di biciclette di pregio e nella notte successiva si introduceva all'interno delle abitazioni di questi cittadini per sottrarre la merce sperata. Fatale a Palamariuc un controllo delle volanti in zona Eden a cui ha tentato di sfuggire. Quando gli agenti lo hanno fermato aveva con sé alcuni attrezzi da scasso. A collegarlo al furto da Pinarello impronte digitali e celle telefoniche. Quanto alle biciclette rubate, improbabile che possano essere recuperate. Al momento è dato ritenere che queste biciclette siano state destinate al mercato nero oltre confine. Potrà mettere piede sui campi da calcio solo dopo il 30 aprile 2019 il dirigente di una squadra trevigiana per gli insulti razzisti rivolti all'arbitro di colore. Il tutto è accaduto durante una partita del campionato provinciale juniores. Dopo l'espulsione dell'allenatore della squadra ospite, il dirigente ha iniziato ad inveire contro il direttore di gara, un'escalation di insulti ed offese discriminatorie contro l'arbitro e contro la categoria in generale. Il giudice sportivo regionale ha così inflitto al dirigente una squalifica di 6 mesi dai campi da gioco. Ed ora invece andiamo a Macerata, emergenza gas finita, i tecnici nel pomeriggio hanno iniziato a riallacciare i contatori. In questo momento, che è l'1:30, sono già partiti gli operatori di Apireti Gas per riaprire gli allacci, principalmente alle attività produttive e poi tutte le famiglie lungo Viale Caccianiga, via Eroe della Resistenza, via Calmaggiore e via Castella. Dopo averle ripulite dall'acqua, gli operai e i tecnici di Apirete Gas hanno concluso in mattinata, grazie alle candele di sfiato, l'eliminazione dalle tubature anche dell'aria e hanno potuto dare avvio alla riapertura dei contatori sigillati nei giorni scorsi, con priorità alle realtà come panificio, latteria, bar che stavano soffrendo di più la mancanza di gas. Dovrebbe essere per il weekend tutto ripristinato. Doteremo intanto in via d'emergenza la casa di riposo con un carro bombolaio per portare il metano nella struttura in modo tale che ci sia quindi il funzionamento della caldaia e l'acqua calda. E questo dovrebbe essere fatto o stasera o al più tardi domani mattina. L'infiltrazione d'acqua nelle condotte sarebbe partita proprio dall'impianto antincendio della casa di riposo, ma è un'ipotesi ancora in corso di verifica. In mattinata era ancora senza gas anche la scuola dell'infanzia Madonna delle Vittorie di via Roma, gestita dal comitato genitori. I primi 2 giorni di emergenza, come si legge negli avvisi affissi all'ingresso, sono stati affrontati mettendo in tavola per pranzo piatti freddi. Oggi invece, per la gioia dei bambini, è tornata la pasta al ragù. Ci siamo un po' arrangiati, abbiamo fatto dei piatti freddi senza prendere paura, un po' di affettato, formaggio, sgombro, verdura, quello che c'era, abbiamo servito il pranzo ai bambini. Un po' un picnic. Ecco sì, un picnic dentro in sala pranzo, insomma. Pasta cucinata all'esterno, dunque, su un fornello collegato a una bombola. Abbiamo chiesto un po' alle associazioni un po' di aiuto, di collaborazione, ci hanno prestato i fornelli, le pentole, e ognuno ci ha dato qualcosa e quindi ringraziamo per la collaborazione e siamo riusciti a dare il pasto caldo oggi ai bambini. Ai giorni contati l'ambulatorio di vulnologia al distretto sanitario di Padernello il 5 novembre sarà infatti spostato a Borgo Cavalli a Treviso. La protesta dei pazienti: per noi è difficile raggiungere la città per farci curare.
Sulla porta dell'ambulatorio di vulnologia campeggia da qualche giorno questo cartello. I pazienti arrivano, leggono e scuotono la testa. Si è messo fuori che il 5 novembre là non fa più niente e non c'è più niente. Mi ricaro a sapere cosa gli fa, se la discoteca cosa gli fa. Sembra dire così, perché insomma, cosa che decide una roba valida che non vuoi più farla andare avanti, perché la dottoressa che ha lavoro finché ha voglia. Sono soprattutto gli anziani e i malati di diabete a dover ricorrere alle cure di questo medico specialista. Dal 5 novembre però i pazienti dovranno andare a Borgo Cavalli. La signora Carolina ha così deciso di chiamare la nostra emittente e raccontare i disagi e le difficoltà che dovranno incontrare ora i pazienti che abitano qui in zona. Adesso se un anno poco più che funziona e va tutto bene, la dottoressa mi cura bene e tutto quanto, non so perché devo andare a finire a Borgo Cavalli e anche in Quino. E dopo come macchina poi neanche a girare perché chi va a trovare un tassista per farmi curare. I due anziani, marito e moglie, sono preoccupati. Raggiungere Treviso sarà una bella impresa. Speriamo che sia valida questa protesta, perché insomma fa tante robe valide e adesso per cosa che distrugge una roba che funziona qui e basta, non mi interessa niente altro. La risposta del direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi arriva immediatamente. Noi abbiamo una bravissima professionista a Padernello, però una bravissima professionista che, come tutti i professionisti, le persone che lavorano, ha diritto a ferie, almeno 3 settimane, può capitare una malattia o qualsiasi altra cosa. Il fatto di portare a Borgo Cavalli significa sostanzialmente mettere insieme professionisti, almeno un paio, per poter rispondere ogni giorno, per tutti i giorni dell'anno, a delle esigenze che sono quelle appunto della gestione della vulnologia. Per quanto riguarda i pazienti che dovranno raggiungere Treviso, il direttore generale avrebbe già trovato una soluzione. Siccome il numero degli anziani che non hanno la possibilità di venire moto proprio accompagnati è molto esiguo, potremmo organizzare una giornata dedicata agli anziani, una mezza mattina agli anziani di Padernello, e organizzarci con un trasporto. Insomma, l'ULSS 2 punta ad un centro più attrezzato e con diversi professionisti per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno. Ed ora invece ci occupiamo di una situazione di degrado che ci è stata segnalata da un cittadino di Preganziol. Ho trovato questa situazione a 2 passi dal cimitero. Monitor, borse, pentole e anche alcuni abiti, tutti abbandonati in questo canneto divenuto una discarica a cielo aperto, a 2 passi dal cimitero e dalla stazione di Preganziol. Un degrado che un cittadino a passeggio con il suo cane non ha potuto fare a meno di notare. Quando ho visto questi rifiuti ho pensato subito a una situazione che deve essere assolutamente migliorata per il bene della nostra comunità. A volersi occupare di questo caso ha deciso di intervenire anche il comitato Preganziol Viva con un'intenzione. Vedete, qui ci sono dei monitor, bottiglie di birra, delle valigie, vestiti. Noi ci rendiamo anche disponibili per pulire, però adesso contatteremo il comando della Polizia Municipale e la Contarina e ci diranno loro cosa fare. Una piccola discarica molto probabilmente legata all'accattonaggio fuori dai centri CERD. Oggetti spesso ceduti o racimolati che ad una prima valutazione potrebbero essere riutilizzati quando va bene, subito ributtati in modo scorretto se non vendibili. Per venire incontro a questi problemi, i volontari della società Nova Facility, da pochi giorni fino alla prossima primavera, saranno gratuitamente impegnati in una nuova iniziativa assieme al comune di Casier e di Preganziol ed il corpo intercomunale di polizia locale. Fianco a fianco gli educatori e gli agenti della polizia municipale andranno a sorvegliare i 2 CERD con la funzione di sensibilizzare culturalmente contro l'accattonaggio molesto ed evitare che accadano queste cose. È un'iniziativa lodevole che speriamo vada in porto tanto quanto come sta succedendo nei parchi, anche per quanto riguarda l'accattonaggio davanti ai supermercati. Degrado che i cittadini d'ora in poi potranno contrastare in ogni angolo della città, anche con l'aiuto dei volontari del comitato Preganziol Viva. Continua il nostro impegno civico per la comunità di Preganziol. Se avete altre segnalazioni noi rimaniamo a disposizione. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, ed ora parliamo dell'interrogazione parlamentare del deputato De Menec sullo stato di strade e ponti dell'Alto Trevigiano.
Il mio intento era quello di stimolare il governo a porre attenzione non soltanto alla grande viabilità, come spesso succede, e quindi la grande arteria, le autostrade, le superstrade, ma anche alla viabilità secondaria. L'onorevole Roger Domenech del Partito Democratico spiega così l'interrogazione presentata al ministro delle infrastrutture Toninelli sullo stato di ponti e strade dell'Alta Marca. In particolare, sottolinea il deputato Dem, all'attenzione del governo ha voluto portare la situazione del ponte Serenissima in località Fratte nel comune di Fregona lungo la provinciale 422, dei ponti Piai e Breda lungo la provinciale 151 dove vi sono le grotte del Caglieron, sito naturalistico terzo classificato nel 2016 all'8° censimento dei luoghi del cuore del FAI con oltre 38.000 voti e meta sempre più ambita dai turisti. E ancora la strada provinciale 422 del Cansiglio che collega Vittorio Veneto al piano del Cansiglio passando per il comune di Fregona dove, chiarisce Domenech, alcuni passanti hanno notato e quindi segnalato l'inizio di un cedimento del manto stradale. Io penso a tutta la pedemontana della provincia di Treviso, è un posto che dalle colline del Prosecco arriva fino al Cansiglio, è splendido, che è sempre più visitato perché il turismo nelle aree interne è sempre maggiormente frequentato e quindi il fatto che le strade siano ben mantenute ed efficienti è fondamentale anche per rendere ancora più appetibile il nostro territorio. È da questo punto di partenza che Domenech ha chiesto al governo quali strumenti ci siano a disposizione per garantire la sicurezza di questi ponti e strade. Ho preso la scusa di alcune segnalazioni dei sindaci e del territorio in particolare per fare questa interrogazione che in sintesi chiede al governo di metterci l'attenzione e soprattutto le risorse. Ed ora andiamo a Valdobbiadene dove continua a far discutere la rivoluzione viaria per creare una piazza pedonale davanti al municipio. Era diventata anche una ballata la nuova viabilità a Valdobbiadene. La canzone composta dal proprietario della torrefazione più piccola d'Italia in poco tempo aveva raccolto un forte consenso sui social, segno non solo dell'apprezzamento per la moderna pasquinata, ma del dissenso per i nuovi percorsi che secondo alcuni avrebbero trasformato il paese di Venanzio Fortunato in un labirinto. Che non sia poi così scontato girare per il centro del paese lo dimostrano queste immagini e in alcuni punti basta una corriera per bloccare tutto. Ma l'obiettivo è di creare una piazza senza auto e il prezzo è appunto la rivoluzione dei sensi unici. Noi non volevamo continuare ad avere Piazza Marconi come una rotatoria, ma un luogo vivibile per i turisti, ma se non è voluta dai valdobbiadenesi noi non potremo mai accogliere il turista se non crediamo nelle nostre bellezze, nella nostra storia e nella nostra tradizione. Viabilità attorno alla piazza del municipio, ma anche viabilità modificata in molte altre strade laterali. Stiamo portando avanti il progetto da più di un anno Vivi la piazza. È collegato alla modifica della viabilità per creare zone pedonali, marciapiedi adeguati, ma anche una piazza migliore. Un progetto ambizioso, ma che secondo il sindaco finalmente sta ottenendo l'approvazione dei cittadini. I consensi crescono sempre di più e sono sicuro che sapremo mostrare a chi viene a Valdobbiadene qual era la nostra storia, qual è il nostro presente, ma soprattutto dove vogliamo arrivare. Si è spento ieri all'ospedale di Montebelluna Don Benito Zardo, per tutto il rettore del santuario della Crocetta di Castello di Godego, 85 anni, da tempo conviveva con problemi alla circolazione sanguigna, ma questo non gli aveva impedito di portare avanti la vita pastorale del santuario che aveva assunto dopo essere stato parroco a Possagno per molti anni. Il suo primo incarico era stato come cappellano al Duomo di Montebelluna, che ricordava spesso durante la messa domenicale sempre gremita di fedeli. Don Benito era seguitissimo per le sue riflessioni durante l'omelia che teneva quasi a forma di dialogo con i presenti. Da aprile aveva lasciato il santuario a causa delle precarie condizioni di salute per la casa del clero. Domani la salma sarà esposta per tutta la mattinata all'interno del santuario, mentre le esequie si terranno alle 15 nella parrocchiale di Castello di Godego alla presenza del vescovo di Treviso. Sinergia tra l'USL 2 della Marca trevigiana e l'AI, l'obiettivo è la ricerca e la cura della leucemia. Sentiamo. Finanziare la ricerca e la cura delle leucemie. Prosegue la sinergia tra l'USL 2 della Marca e l'AIL. Dopo l'acquisto di un macchinario di ultimissima generazione per la caratterizzazione molecolare delle leucemie acute mieloidi, finanziato con oltre 300.000 euro, prosegue la raccolta fondi. Sabato 27 ottobre a Villorba la seconda edizione di Life for AIL, concerto finalizzato appunto alla raccolta fondi per AIL. La cura delle leucemie procede con terapie sempre più mirate ad individuare le alterazioni genetiche che causano la
la malattia. I fondi raccolti verranno appunto destinati al nuovo laboratorio dell'ematologia di Treviso. Il laboratorio che andiamo a finanziare con questa iniziativa è proprio un laboratorio che mira a identificare le specifiche alterazioni genetiche nella malattia di cui soffre una persona. Questa raccolta fondi serve a sostenere l'acquisto dei reagenti, di tutto, diciamo, quelle cose che servono per garantire il funzionamento di queste attrezzature che sono sofisticate e purtroppo quando sono sofisticate sono anche molto costose. Il reparto trevigiano di ematologia è nato all'inizio degli anni 2000 grazie all'apporto determinante dell'AIL di Treviso. Perché ha consentito alla nostra azienda, ora azienda 2 Marca Trevigiana, di acquisire non solo strumentazioni innovative, ma anche il finanziamento di borse di studio per avere personale, dai tecnici laboratorio a biologi, addirittura anche professionisti, medici specialisti in ematologia. Ed ora torniamo a parlare di uno dei riti trevigiani, mentre si avvia la conclusione in questo fine settimana l'edizione 2018 delle Fiere di San Luca, continua il dibattito sul futuro dell'area per la prossima cittadella sanitaria al Cafoncello. Voi siete pronti a fare la vostra parte? Certo, noi siamo prontissimi a dare una mano, anche economicamente, volendo, all'amministrazione perché le fiere rimangano lì. Pronti a partecipare alle spese per ripensare tutta l'area, ma non spostate le Fiere di San Luca. A ribadirlo i proprietari delle attrazioni che da generazioni si danno appuntamento agli inizi di ottobre per dare vita ad uno dei riti di Treviso e dei trevigiani. E che le giostre, le luci, i colori, i sapori delle fiere siano soprattutto delle famiglie che li animano, lo racconta un libro scritto dal direttore dei musei civici che l'ha presentato in anteprima in una serata, alla presenza di amministratori, cittadini e volti storici della trevigianità. Un volume che tutti i proprietari delle attrazioni hanno voluto subito perché racconta le loro radici. Siamo dello spettacolo viaggiante, perciò si girava, e a quel tempo là si girava l'Italia perché non c'erano i piccoli paesi, si facevano le grandi città con le attrazioni. E mio bisnonno, Carpentieri, e mia bisnonna, a quel tempo la famiglia Fava, una delle più grosse che giravano, si sono conosciuti qui a Prato Fiera. Ecco perché pur girando l'Italia le radici di chi compone il mosaico delle Fiere di San Luca si trovano qui, in riva al Sile. Un'area raccontata da carte napoleoniche, dai manifesti salce, dalle opere di pittori più o meno famosi, ma soprattutto dai trevigiani che sanno da sempre come le settimane centrali di ottobre siano dedicate a questo rito che si rinnova di generazione in generazione al punto da far dire allo storico. Il Prato della Fiera è un luogo antichissimo che si è mantenuto nel corso dei secoli, dal Medioevo a oggi, sempre ospitando le fiere. È cambiato nella struttura, ma sostanzialmente questo vuoto straordinario è uno dei luoghi più antichi della nostra città. Per questo, pur nelle esigenze della nuova cittadella sanitaria, il Prato Fiera non deve diventare solamente un grande parcheggio. Il futuro, ci sono fior di architetti che lo stanno immaginando, io spero da cittadino che questo luogo eccezionale venga valorizzato come merita. Secondo lei le giostre o comunque il momento di attrazione devono rimanere, vista la storia? Secondo me sì, io sono dalla parte della storia. 10 con l'intervista a Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio ed esponente del PD. Questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento a garanzia di un'altra giornata soleggiata. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo. Asciutto e stabile su tutte le province, con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra 21 e 24 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole. Sarà dunque una bellissima giornata caratterizzata da un cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso.
Temperature minime tra 13 e 15 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, tuttavia al mattino sarà possibile qualche addensamento sui settori meridionali della nostra regione, ma senza ulteriori conseguenze. Ampio soleggiamento invece sul resto della regione con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra 23 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.